Canzone natalizia di Ada Negri. Ora che s'avvicina il Natale, penso che presto, forse domani, riudrò i suonatori ambulanti imitar nella via, con trombe e flauti, la voce delle pive montanare. Gli strumenti son diversi, la canzone è la stessa. Passeranno come sempre, nel dicembre, lungo il viale dove ancora qualche foglia secca penzola dai rami dei platani in fila. Il lento e familiare motivo che nei giorni della vigilia odo ripetersi fin da quando ero piccina mi afferrerà di sorpresa come fa ogni volta, entrandomi nel cuore. Come ogni volta mi parrà che sia esso, invece, a risvegliarsi nel mio cuore e ad uscirne. Mi dà tristezza tornare con la memoria ai tempi della prima età. So troppo bene che, pur così duri, quelli soltanto furono i miei tempi felici. Ma la cantilena delle pive di Natale ha il potere di rituffarmi a capofitto nell'atmosfera della fanciullezza. Mi rivedo nella ragazzetta male infagottata, intenta a studiare sopra un libro di scuola o a scrivere il compito, curva su un tavolino greggio, nell'obliquo rettangolo di luce che scende dai vetri a smeriglio della stanza terrena. Risento l'odore caratteristico, salnitroso, della stanza poco areata. Lo scroscio monotono della pioggia in giardino, oppure il silenzio della neve che fiocca, d'un candore così abbagliante che tutto a quel riflesso si fa più scuro. La mamma è alla fabbrica. La nonna tace sui ferri da calza dinanzi a un gramo fuoco e non guarda e non ode. La ragazzetta è sola a sostenere la gioia improvvisa che le viene dalla musica vagabonda annunziante l'arrivo di Gesù bambino. Deve nascere Gesù bambino. Deve nascere Gesù bambino. Notizia antica e sempre nuova, che la fa balzar dalla sedia e sgusciar nella strada, piova o nevichi. Se avesse qualche soldo, oserebbe forse darlo ai suonatori di piva. Lo son davvero quelli, e vengono dalle montagne, col giubbone di pelo di pecora, i calzari a lacci incrociati, il classico strumento con le 3 canne e l'otre. Ma è troppo povera. Non può ringraziarli che col largo sorriso della bocca e degli occhi, e seguirli per un tratto di via. Ringraziarli di che? Non lo sa neppur lei con chiarezza. Sa soltanto che si son ben diversi dagli altri musicanti girovaghi. Son messaggeri della buona novella. Raccontano che una vergine sta per mettere al mondo un bambino. Il bambino è figlio di Dio. Le nasce in una stalla dov'ella è accolta per carità, sullo strame che serve alle bestie. Per coprirlo ha il suo manto, per nutrirlo il suo latte, per riscaldarlo il suo grembo e il fiato di 2 innocenti animali. È il più povero bambino della terra, perché deve un giorno salvare tutti gli uomini. È il più povero. Ciò le piace, le sembra infinitamente bello. Con che letizia benedice il Signore d'essere poverissima anche lei. Non si accorge di commettere un atto di superbia. Crede così d'aver maggior diritto d'amare Gesù, di rallegrarsi della sua venuta, d'ascoltare con rapimento la canzone delle pive. E già si figura la messa di mezzanotte alla quale assisterà con la mamma, nella vicina chiesa di Santa Maria del Carmine, splendente di ceri, risonante di canti d'organo. Il lusso delle chiese è il lusso dei poveri. Quanti anni da allora! Pure dentro di me, in fondo, è rimasta intatta l'anima della ragazzetta così misera e così ricca che già sentiva e pensava a modo suo, con tanta superbia e tanta umiltà. Ogni dicembre le pive son ritornate. In qualsiasi paese io fossi, permutata ch'io fossi in apparenza, qualunque fosse la vita che conducevo, il segno dietro il quale si affaticava il mio spirito, so d'aver accolto con ugual commozione la parola sempre uguale ch'esse mi ripetevano. Fino a quando mia figlia ebbe 10 o 12 anni,
mi avvertivano anche che era tempo di preparare il presepio. Più tardi son venuti i nipotini. Preparare il presepio è una delle più intime feste e più serene che in famiglia si possano godere. Si intende che dà un grande affare e non permette a nessuno di star con le mani in mano, ma nulla è più lieto. Si dipingono scene e fondali, si incolla, si inchioda, si dispongono e si ridispongono figure e figurine, albarelli e ponticelli, lumini e candele, comete di carta d'oro su cieli d'un inverosimile turchino. La rappresentazione della natività diventa una specie d'epopea alla quale ciascun contadino di gesso e pastore di maiolica apporta la sua strofa. Si impacchettano i doni, si pongono da parte per spedirli o recarli, quelli destinati ai bimbi e ai vecchi degli ospedali che avranno essi pure il loro presepio. Rammento una botteguccia d'oggetti di religione, libri da messa, coroncine di rosario, croci, immagini sacre, all'angolo d'una straducola vicina al quartiere dove un giorno abitavo, che col dicembre si riempiva, in vetrina e all'interno, di pezzi necessari alla costruzione dei presepi, e si trasformava in grotta magica da incantare piccoli e grandi. Non saprei dire che nome avesse quella viuzza, persa in un dedalo d'altre viuzze che le assomigliavano, né ritrovare il cammino per ritornarvi. Forse la botteguccia d'angolo non c'è più. Forse non c'è più nemmeno la straducola. E sì che non è molto che ho abbandonato quei paraggi. Paraggi di Milano antica. Fanno così presto ora a scomparire quelle strette vie senza sole, tortuose come serpi, segrete come cuori. Il piccone demolitore deve aver fatto pietrame e terrame di quei muri umidicci, di quei fondachi bui, di quella bottega d'angolo che aveva di rimpetto un minuscolo negozio di scope, cesti e gabbie, in 2 o 3 delle quali saltabeccavano canarini e fringuelli, senza cantare. Nel punto giusto dell'anno, in quella tal vetrina, s'affollava un pigia pigia di madonne col putto, di re magi, cavalieri, pastori, pescatori, mendicanti, formando con cavalli, muli, asini, cammelli, agnellini, colombe, stelle d'oro, brina d'argento, neve di bambagia, frutti di vetro, una farraginosa fantasia colorata che richiamava alla mente Gentile da Fabriano. Dinanzi all'innocenza di quelle fragili cose, alla soavità delle visioni da esse evocate, babbi, mamme, nonne ridiventavano dell'età dei ragazzi che li tiravan per la manica con esclamazioni senza fine. Nell'interno l'illusione cresceva. La stanza era angusta, un antro illuminato a luce elettrica in pieno giorno, tappezzato di scaffali colmi di null'altro che di meraviglie natalizie. Là dentro era possibile anche trovare la figurina antica, di vera porcellana, d'autentico valore, avanzo di qualche grandioso presepio di casata messo in vendita dopo rovesci di fortuna o disperso. Insomma, il pezzo caro al collezionista che non osava credere d'averlo scovato proprio lì. Al banco stava di solito un vecchio magro, dal viso gessoso e impassibile, con gli occhi bianchi e la bocca cancellata. Aveva l'aria di discender dall'epoca dei suoi re magi. S'era cristallizzato nella stessa materia delle sue statuine. Poche parole pronunciava, quasi incomprensibili. D'un'altra lingua mi sembravano, sconosciuta, lontanissima, confusamente mista alla nostra. Prendeva il denaro e dava il resto senza guardar le monete, ma senza mai sbagliare. I pacchi li faceva e consegnava la figlia, più grassa, più floscia, ma il ritratto vivente di lui, sotto 2 bande di capelli cinerei. Ella pure veniva da lontano, da una terra e un'epoca remote. Quando incartava diligentemente le statuine, si intratteneva con loro in muto colloquio. Inutile ch'io mi sforzi di rammentare il nome della straducola dov'era la bottega dei presepi.
Giurerei che l'hanno distrutta e al suo posto s'allarga e s'allunga una nuovissima via d'asfalto, cemento, marmi, con insegne luminose al neon, corsa da macchine sfreccianti, da uomini che hanno maggior fretta delle macchine, da signore con la faccia mascherata dai belletti. Però mi chiedo, c'è poi stata veramente la stradicciuola, la grotta magica coi 2 misteriosi venditori di presepi? Ci sono proprio entrata con altri, con tanti, a rivivere tra fantastiche figurazioni la storia benedetta che non ha l'uguale nel mondo. E se fosse un sogno? Anche i sogni si ricordano, più chiari talvolta e più evidenti della realtà. Ma la realtà sempiterna, divina ed umana, è il Natale. Un altro ne sta per giungere, e la canzone delle pive lo annunzierà domani, a me come a tutti. Sentieri di montagna, strade maestre di pianura, viali di città, vicoli di villaggi. La canzone delle pive passa dovunque e ferma la gente dovunque passa. Compie in ogni cristiano questo miracolo, che egli, mentre l'ascolta, ha la certezza di avere lui stesso incominciato a cantarne le prime note, e gli strumenti lo seguono. E può la sua vita essere miserabile, colma d'errori. Questa canzone rimedia a tutto. Uno solo è il punto di partenza, uno solo il punto d'arrivo. La capanna di Betlemme dove nacque da Maria Vergine il bambino Gesù. Il monte calvo presso Gerusalemme, sul quale, fin dalla notte della Natività, a quel bambino era stata preparata la croce.